tutti voi ben trovati con questo appuntamento in diretta con A Voi la linea. Resta ancora incertezza sulla gara tra Udinese e Salernitana, con i campani che non sono partiti per la trasferta e i bianconeri che hanno ribadito comunque anche stamattina la volontà di scendere in campo. Dalla Lega Serie A al momento non è arrivata alcuna decisione, più passa il tempo meno probabile è il rinvio della gara, con un conseguente 3-0 in favore dell'Udinese. Ma per sapere le ultime ci colleghiamo in diretta con Francesca Spangaro, che si trova all'esterno dello stadio Friuli. Buongiorno Francesca. Sì, buongiorno dallo stadio Friuli. Alle nostre spalle ci sono i segni che possiamo vedere prima di ogni partita per quanto riguarda la segnalazione dei parcheggi. Insomma, questo sarebbe giorno di partita e lo si vede passando qua allo stadio, anche perché al momento la gara rimane in programma, la gara con la Salernitana, ultima gara di questo 2021, rimane in programma perché si attende una decisione della Lega in merito a quello che è stato il comunicato emesso dalla Salernitana nella notte, un comunicato che prendeva atto delle decisioni dell'ASL, che di fatto vieta ogni movimento alla squadra campana, ogni spostamento, dopo aver rilevato alcune positività, così si legge nel comunicato, all'interno del gruppo squadra e dello staff tecnico. Notizie relativamente al numero dei contagiati: parlavano di un contagiato in squadra, 2 contagiati nello staff tecnico, di cui uno sintomatico. Nell'ultimo comunicato ufficiale però non c'è un riferimento a quanti siano effettivamente i contagiati all'interno della società, della squadra campana. Semplicemente si dice, prendendo atto del fatto che l'ASL ci ha vietato gli spostamenti, noi oggi non possiamo partire per Udine con il volo charter che era stato annunciato nel caso in cui fosse effettivamente arrivato una via libera. Questa mattina è stata vista la corriera che avrebbe dovuto eventualmente prelevare i giocatori in aeroporto dopo il volo charter per portarli appunto al ritiro di Udine, quindi poi qui allo stadio per la partita. È stato visto tornare indietro, quindi in direzione opposta, e ovviamente vuoto. Questo ha ulteriore conferma, insomma, che la Salernitana non può e non potrà venire oggi a Udine. Però che cosa succede? Ieri sera durante la trasmissione abbiamo commentato le parole di Pierpaolo Marino, che aveva detto: per quanto ci riguarda la gara resta in programma e si giocherà, non abbiamo avuto indicazioni contrarie dalla Lega. È vero che finora i precedenti, o meglio il precedente, hanno sancito la supremazia dell'ASL rispetto alle decisioni della Lega, ma è anche vero che se la Lega effettivamente non prenderà atto con una decisione ufficiale delle decisioni dell'ASL e quindi non stabilirà il rinvio della partita, allora ci sarà praticamente la stessa situazione che è successa lo scorso anno tra Juventus e Napoli, con la squadra di casa, l'Udinese in questo caso, che si presenterà appunto allo stadio per il fischio d'inizio delle 18:30. Si aspetteranno i canonici 45 minuti ed eventualmente poi verrà decretata la vittoria per l'Udinese per 3-0 a tavolino. A complicare il tutto c'è anche il Consiglio federale che si sta svolgendo in questi istanti e che deve decidere proprio sulla situazione della Salernitana relativamente a una proroga che consentirebbe alla squadra, con diversi problemi appunto societarie, con la necessità di chiarire la sua posizione societaria, una proroga che le consentirebbe di concludere il campionato. Essendoci appunto anche questa decisione attesa, ulteriori notizie si avranno dopo le 15, perché è probabile appunto che la Lega aspetti di avere le notizie dal Consiglio federale per poi prendere una eventuale decisione definitiva. Dunque ancora tutto da decidere, e anche nel caso in cui ci fosse eventualmente la vittoria a tavolino nulla sarebbe del tutto deciso, e lo dimostra appunto la partita dello scorso anno tra Juventus e Napoli, dove però era in vigore un altro protocollo. Ultima aggiunta: in Serie B invece, a fronte di decisioni dell'ASL, ultimo caso ieri sera tra Lecce e Vicenza, si è deciso di rinviare la gara. Ovviamente sono due leghe diverse, quindi non necessariamente la decisione
sarà automaticamente la stessa. Per ora dallo stadio è tutto, vi restituisco la linea. Nel caso in cui non arrivasse alcuna decisione da parte della Lega Seriano, ci vediamo alle 18:15 per aggiornarvi sulla situazione con un'edizione ovviamente speciale di Poltronissima. A voi. Grazie allora Francesca Spangaro per questi aggiornamenti in diretta dallo Stadio Friuli. È arrivata questa mattina una nota del responsabile Covid dell'ASL di Salerno in merito proprio allo stop che è stato imposto alla Salernitana. 2 positivi più un sintomatico hanno fatto suggerire al nostro contact tracing, anche sulla scorta delle comunicazioni del medico sociale della Salernitana, che nelle 48 ore precedenti non c'era stato un rigoroso rispetto delle procedure del gruppo squadra, la sospensione dei movimenti dei giocatori contagiati e dei contatti stretti. Questo è quanto ha dichiarato Arcangelo Saggese Tozzi, che è appunto responsabile Covid della ASL di Salerno. Cambiamo argomento e andiamo adesso a collegarci in diretta con l'Elibase di Campoforbido per parlare dell'attività dell'elisoccorso regionale, un servizio fondamentale nei soccorsi sanitari. Ci facciamo raccontare tutto in diretta dalla nostra Paola Treppo. Buongiorno Paola. Sì, buongiorno Alessandra, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo all'Elibase del soccorso regionale con il dottor Flavio Bassi del Dipartimento di Rianimazione, Anestesia, Seconda Terapia Intensiva dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, con la dottoressa Alessandra Spasiano, che è la responsabile di recente nomina da inizio novembre del servizio dell'elisoccorso regionale. Ringraziamo intanto per l'ospitalità tutti quanti gli operatori sanitari che sono qui con noi in questo momento. Per fortuna in questo momento non c'è necessità di un soccorso sanitario, abbiamo la possibilità di farvi vedere il mezzo che si utilizza per salvare le vite. Dottor Bassi, il servizio sanitario di questo tipo comincia 30 anni fa, nel 2022 saranno 30 anni quindi dell'attività in Friuli Venezia Giulia. Sì, il prossimo anno in agosto sarà l'anniversario appunto dell'inizio di questa attività regionale, quindi nel 2022 ci saranno appunto 30 anni nei quali è iniziato appunto con attività di elisoccorso, con alcuni medici, con un personale che diciamo già esperto, che nel corso appunto di questo ventennio ha portato a migliorare notevolmente il servizio, la qualità, l'esperienza e soprattutto la possibilità di incontrare realtà extraregionali e anche al di fuori della nostra regione. Ecco, va detto che 3 anni fa è iniziato un servizio altrettanto importante, che è quello dell'elisoccorso nella notte. Sì, è stato voluto, diciamo, è portato avanti sia dalla parte medica, dalla parte politica che ha ascoltato molto queste necessità, queste esigenze. Siamo stati, devo dire, un po' anticipatori di questo in ambito anche nazionale. L'attività notturna richiede un'ulteriore esperienza da parte dei piloti per la movimentazione e devo dire che nel corso di questi 2 anni il numero dei soccorsi è aumentato notevolmente. Ecco, va detto che il soccorso fatto con l'elisoccorso in Friuli Venezia Giulia è gratuito, mentre in altre regioni d'Italia e anche in altri paesi non lo è. Sì, questo vuol dire che noi garantiamo il servizio per tutti e ribadisco che questa è una grandissima conquista e che dobbiamo tenerla anche proprio per permettere di dare sicurezza a tutti. Però questo vuol dire che è un servizio che ha notevoli costi,
che deve essere utilizzato in modo appropriato ed è per questo anche le richieste devono essere di questo tipo. Ecco, naturalmente non chiamare insomma, per nulla, ecco, insomma, è detto veramente in 2 parole. Alessandra Spasiano, nuova responsabile, però in realtà diciamo attiva nel soccorso da tantissimi anni. Sì, lavoro nel soccorso da 16 anni e con il 1° novembre sono stata nominata responsabile di questo servizio di eccellenza per la Regione Friuli Venezia Giulia. È un servizio che compie circa 900 missioni all'anno, di queste 300 sono fatte in montagna, quindi in ambiente che viene definito ostile. Però la nostra è una regione che in realtà si estende dal mare ai monti, per cui il soccorso viene fatto a 360 gradi, perché l'elisoccorso effettivamente è un elisoccorso che copre tutta la regione, è unico. I nostri ospedali di riferimento come hub del trauma sono Udine e Trieste, e ovviamente la patologia più frequente è quella traumatica, però non manca anche tutta la parte del soccorso in montagna. I nostri tempi di attivazione sono stimati in circa 5 minuti per tutti i soccorsi su strada e in 8 minuti invece per il soccorso in montagna, e i tempi di arrivo medi per il target, quindi per il soccorso diretto al paziente, sono intorno ai 25 minuti. Ecco, tra l'altro la tecnologia che montano questa macchina che vedete alle nostre spalle sono veramente di eccellenza, vengono migliorate continuamente, ma sarà questo un tema insomma che affronteremo nelle nostre prossime puntate con degli approfondimenti. Ecco, quanti medici ruotano attorno a questo servizio? Allora, ruotano 18 medici e 18 infermieri che sono di tutta la realtà regionale, quindi provengono da tutti gli ospedali, e insieme a questi ovviamente un ruolo fondamentale viene svolto poi dal personale tecnico, quindi sia dal personale del soccorso alpino ma anche dai piloti e dei tecnici vericellisti, che sono quelli che ci permettono sia la sicurezza che il corretto approccio poi in ambiente ostile, quindi in montagna. Quindi è un'equipe che è formata da professionisti ed è multidisciplinare, insomma è un team che coinvolge diverse professionalità che lavorano in modo affiatato per lo stesso obiettivo, che è quello del soccorso avanzato al paziente. Ecco, la struttura che vedete alle nostre spalle è diciamo il capannone, chiamiamo così, dove l'elicottero diciamo viene protetto quando non è in attività, mentre alle spalle di Paolo Bassi, che sta facendo in questo momento le riprese per noi, c'è la piazzola di atterraggio che viene utilizzata anche di notte. Vedendola di notte si potrebbero, se fossimo appunto qui nella notte, potremmo osservare le luci che indicano dall'alto il punto di atterraggio. Allora ringraziamo tutto il personale che insomma è stato presente per farvi vedere qual è l'attività dell'elisoccorso, anche se insomma in poche parole è sempre riduttivo per questo tipo di attività. Ringraziamo i responsabili di questo servizio, tutti i medici, gli infermieri che sono qua e che operano costantemente sulle 24 ore 365 giorni all'anno appunto per tutelare la nostra salute. Allora qui dall'Elibase ti restituisco la linea. Grazie allora a Paola Treppo, ci fermiamo, una breve pausa per la pubblicità, poi di nuovo in diretta con A Voi la Linea. Di nuovo in diretta con A Voi la Linea, consueta riunione del martedì della Giunta Comunale di Udine. Ci aggiorna in diretta da Palazzo d'Aronco Isabella Gregoratto. Buongiorno Isabella. Buongiorno Alessandra, buongiorno ai nostri amici telespettatori. Si sta ancora parlando, si stanno ancora illustrando le decisioni che ha assunto questa mattina la Giunta. Per il momento siamo riusciti appunto a parlare con il vice sindaco Loris Michelini, perché c'è in animo il progetto di collegare la città di Udine a Feletto, a Tavagnacco, il comune di Tavagnacco, attraverso una pista ciclabile.
Sì, buongiorno. Abbiamo approvato il progetto definitivo, a breve quello esecutivo e poi inizieranno i lavori, penso a marzo del prossimo anno, per poter fare un ulteriore collegamento tra Udine e il comune di Tavagnaco attraverso, in questo caso, via Buia, via Friuli, e poi connettiamo quella che è la via di collegamento, che è via Leonacco, fino a via Pascaz, che arriva praticamente al comune di Tavagnaco. È una via, una ciclopedonale che viene a costare 111.000 euro circa, però ci sono anche degli espropri e ci saranno dei collegamenti di scolo, perché lì siamo nella zona limitrofa alle Tresemane, quindi con una canalizzazione particolare, ma è molto bella da un punto di vista naturalistico, veramente questa pista ciclabile che poi lambisce quello che era l'ex sedime Udine Maiano e soprattutto l'ex casello, se vi ricordate, di Paderno, che era proprio nella zona più a nord. Ecco, questo collegamento tra via Friuli, proprio il comune di Tavagnaco, attraverso via Leonacco, è una cosa importante. Ecco, ci sono delle immagini, possiamo vedere delle immagini. Sì, questo qua per esempio è il collegamento che verrà realizzato, che però dice un po', perché in effetti è un doppio attraversamento con un'intersezione, ma ci sono poi il scolo delle acque, ma soprattutto chi andrà in bicicletta o anche a fare una passeggiata Da Udine potrà andare direttamente fino a arrivare fino sì, che poi tra l'altro questo va a collegare quello che andremo ad approvare prossimamente, che è l'ulteriore collegamento tra via Friuli e la zona ospedale fino ad arrivare a via Forni, un altro ciclo pedonale che porteremo più avanti. Quindi incrementiamo notevolmente sia in termini di sicurezza sia in termini anche di collegamenti ciclopedonali, quindi di ciclabili. Bene, ringraziamo il vice sindaco Loris Michelini che deve rientrare praticamente in sala a consigliare, e con noi l'assessore all'ambiente Silvana Olivotto. Buongiorno assessore. Grazie. Ecco, parliamo di un'isola ecologica che deve essere realizzata in piazzale 26 luglio. Esatto. Oggi la giunta comunale ha dato il via libera alla realizzazione di un'isola ecologica in piazzale 26 luglio. È stato deciso in seguito a una richiesta di un locale commerciale che aveva manifestato esigenze specifiche legate allo smaltimento dei rifiuti non compatibili con il solito sistema del porta a porta. L'utenza non domestica Fuel Coffee and Food di piazzale 26 luglio ha chiesto l'attivazione di un sistema che coniughi la facilità nel conferimento dei rifiuti a un impatto visivo decoroso, perché prima era un po' disordinato questa raccolta, era brutto da vedere, c'erano questi cassonetti. Ecco, praticamente adesso come funzionerà? Allora, adesso i cassonetti sono stati scelti congiuntamente dal locale e dalla NET. E praticamente i costi di questo nuovo sistema di cassonetti, che sono molto belli perché sono puliti, hanno un bel impatto, in bianco e nero forse. sì, hanno un impatto visivo molto, molto bello, quindi sarà tutto molto più decoroso e in linea con l'ambiente, però volevo spiegare che questa attività commerciale sia attivata congiuntamente con la NET. Il Comune darà la disponibilità del suolo pubblico, però i costi di questi cassonetti sono a carico dell'attività commerciale e della NET, quindi il Comune non ha nessuna spesa. Ecco, mi tolgo una curiosità, un modello esportabile, nel senso che viene fatto per questa attività in piazzale 26 luglio, è possibile realizzarlo anche altrove se i cittadini lo richiedono? Certo, noi auspichiamo che anche altre attività commerciali si diano da fare, si attivino, richiedano e possano comunque usufruire di questo servizio che dà comunque un impatto visivo molto decoroso e quindi in linea con l'ambiente, perché sarà tutto molto più pulito, molto in ordine e quindi auspicabile dal punto di vista del decoro urbano. Ecco, un'ultima battuta, Tari aumenta, non aumenta, come siamo? Le tariffe rimangono invariate? Sì, per adesso non ci sono in vista aumenti.
Bene, ringraziamo l'assessore all'ambiente Silvana Olivotto e restituisco la linea allo studio. A te Alessandra. Grazie allora ad Isabella Gregoratto e ai suoi ospiti a Palazzo d'Aronco. Termina qui questo appuntamento con A Voi la Linea. Vi ricordiamo allora in giornata notizie e aggiornamenti nelle prossime edizioni del telegiornale a partire da quella delle 16:30 sulla partita tra Udinese e Salernitana, una partita che non si giocherà. È attesa la decisione della Lega di Serie A sull'eventuale rinvio. In assenza di questa decisione sarà vittoria a tavolino per 3-0 per l'Udinese. Se non ci fossero appunto ulteriori aggiornamenti, ci sarà un'edizione speciale di Poltronissima a partire dalle 18:15 proprio per capire come evolverà la situazione, anche in considerazione del fatto che fino a questa mattina i bianconeri, la società bianconera ha ribadito la volontà di scendere in campo. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di giornata, arrivederci.